Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Continua il processo sul caso Open Arms che vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che, secondo l'accusa, nell'agosto del 2019 avrebbe illegittimamente negato all'ONG di approdare a Lampedusa e successivamente di far sbarcare i migranti. Presente a Palermo per l'udienza, oltre allo stesso Salvini, l'ex premier Giuseppe Conte, sentito dalla procura come testimone. Saranno sentiti anche Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Proseguono le polemiche legate al cosiddetto caso Khan, che ha messo sotto i riflettori l'assessore regionale al turismo Scarpinato per aver finanziato con 3,7 milioni di euro senza gara una sponsorizzazione al Festival del Cinema francese. In difesa di Scarpinato arriva una nota dei suoi colleghi di partito in cui si legge: nessun dubbio sulla correttezza dell'azione politica e amministrativa dell'assessore regionale al turismo. Fratelli d'Italia segue con attenzione la vicenda che comunque non intacca la fiducia nel componente della giunta Schifani. Intanto il finanziamento per la manifestazione è stato revocato dall'assessore dopo la richiesta delle scorse ore del presidente della regione. Un medico e 3 operatori sanitari che inserivano dati di falsi tamponi nella piattaforma Sirges per far ottenere illegalmente dei Green Pass sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Messina. Nei loro confronti le Fiamme Gialle hanno eseguito un'ordinanza del GIP che ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata alla redazione di false certificazioni. Secondo la ricostruzione dell'accusa, ad usufruire del meccanismo illecito sarebbero stati 132 messinesi. I costi per singolo tampone erano variabili da un minimo di 10 a un massimo di 20 euro. Quasi 1 chilo di cocaina e 52 grammi di marijuana sono stati complessivamente sequestrati da agenti di polizia del commissariato Enesima di Catania durante un controllo antidroga in via Capopassero nel quartiere San Giovanni Galermo. La sostanza stupefacente è stata trovata con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga nascosta in cortili condominiali ma anche in alcuni spazi pubblici. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.